prima, dato che siamo diventati campioni d'Italia, ce lo aspettavamo tutti che sarebbero uscite delle campagne per i giocatori del Napoli. Non solo è uscita la campagna Napoli campione, di cui sono ovviamente felicissimo, ma addirittura ce ne hanno regalato uno, che adesso andremo a vedere chi il sistema ci regalerà sostanzialmente. E andando qui nella lista giocatori speciali, come ben sapete, abbiamo un giocatore gratis per la campagna del Napoli, un giocatore gratis il Game Changing Pass, che ci andiamo comunque a spacchettare, e abbiamo un giocatore gratis del World Wild May. Quindi partiamo, a parte ci sono tante altre cose che si potrebbero spacchettare ma che a noi non interessano, anche se c'è un Elmas lì 94 e non sarebbe male. Allora, nei giocatori gratis andiamo nel World Wild May, ce li guardiamo tutti un secondo e vediamo che a noi in questo caso nel World Wide non ci interessa praticamente nessuno, però andiamo a vedere chi ci esce, dato che è gratis, e ce lo andiamo a prendere, anche se non ci interessa, e alla fine diciamo apriamo chiaramente il pacchetto del Napoli. Vediamo 5 stelle ovviamente, tutto ok, e abbiamo Gnabry. Non male, Gnabry. Non male. Non ci serve a un cazzo di niente, ma non male. Va bene così. Ok, potremmo aprire altro, ma non ci interessa. Andiamo al Game Changing Pass, vediamo tutti quelli che ci sono, sempre così anche abbastanza per curiosità. Vabbè, ci sono un po' di fenomeni, un po' giocatori a caso. C'è anche Giannino, ma insomma, penso non saremo molto fortunati. Ci andiamo ad aprire anche il Game Changing Pass col giocatore gratis, che ci conviene solamente. Bene. Campionato italiano 4. Chi è? C'è proprio Giannino Di Lorenzo, incredibile. Proprio Giannino Di Lorenzo, ragazzi. E mi fa piacere, però insomma ce l'ho ed è anche potenziato, quindi questo in realtà non mi serve a nulla, lo svincolo anche direttamente, perché, ripeto, non mi serve veramente a un cazzo. Ok. E anche qui tutto ok. Andiamo al clou, diciamo, dello spacchettamento. Ci sono chiaramente, c'è il pack del Napoli, ne abbiamo 5, Kvaratskhelia, Meret, Lobotka, Osimhen e Di Lorenzo. Vi devo dire la verità, insomma, sono abbastanza, cioè, mi farebbe piacere chiunque. Chiaramente Kvara è Kvara e Osimhen è Osimhen, anche se il capitano, insomma, lo adoro abbastanza, come anche gli altri due, quindi in realtà questi 5 ci starebbe chiunque. Vediamo chi ci esce con Accordo al buio. Dai cazzo ragazzi. Vediamo. Vabbè, ovviamente. 5 stelle ovviamente. E ci è uscito Alex Meret. Perfetto, io sono contento. Chiaramente avrei preferito un Osimhen o un Kvara, ma insomma sono estremamente felice anche di Alex. Va bene così. Questo ce lo teniamo, che penso che potenziandolo, e infatti io penso che potenziandolo dovrebbe andare meglio di quello che abbiamo, di quello che ho al momento in rosa. Purtroppo era l'unico che potevo prendere. Non posso spacchettare, questa cosa mi dispiace parecchio, ragazzi. Detto ciò, ci andiamo a giocare l'evento Unlimited, che è il 6° anniversario. Ci andiamo a giocare l'evento Unlimited, in cui ci sono le classiche 3 sfide. Nella prima punti minimo 1, nella seconda 3, nella terza 5. Andiamo con la prima sfida, proviamo a fare il primo punto. Sono comunque 50 monete. Devo dire la verità, è un po' che non gioco, quindi ci sarà da divertirsi, perché ovviamente mi sono meccanicamente dimenticato probabilmente parecchie cose, però non fa niente, va bene così.
Nel frattempo ci guardiamo anche qualche aggiornamento live dall'Europa League e dalla UEFA Conference League. Vediamo. Vediamo il sistema chi ci trova come primo avversario stasera. Procedi. Bene. Napoli contro Napoli, perfetto, è sempre divertente questa cosa. Napoli contro Napoli. Altro dopo, ragazzi, andiamo a sostituire il nome perché ho ancora il nome del canale vecchio, porca troia. Vabbè, lui è pronto, noi come siamo messi, il maestro sta male, Olivera sta meglio, gli altri tutto ok, si vola. Romario, mamma mia, un po' di fenomeni, va bene così. Tanto attenzione, Juve vicinissimo al gol, ancora con quel cazzo di Gatti, ragazzi, mamma mia. Giocatore scandaloso, ci hanno trovato il nuovo Bonucci. Veramente hanno trovato il nuovo Bonucci. Comunque, detto ciò, cominciamo questa favolosa partita. Inaugurale è sempre piena di buoni auspici. Anche questa non fa eccezione. Abbiamo bisogno di un punto. Colpi di scena e grandi emozioni. Siamo certi che anche quest'anno sarà così. La trepidazione. Noi siamo i bianchi, ce lo dobbiamo ricordare, praticamente Napoli contro Napoli, partite. Noi ci auguriamo che questa partita sia all'altezza. Ah, ma io sto porca troia. Vado a scatti perché sto... ragazzi, ho sbagliato connessione, porca di una troia bastarda. Vabbè. Anghissà, Di Lorenzo, ancora Anghissà, dentro per Zielinski, prova a penetrare, niente da fare. No, ragazzi, devo cambiare assolutamente. Devo assolutamente cambiare, però mi darà la partita persa. Va bene, eccoci qui tornati. Eccoci qua tornati. Abbiamo avuto un piccolo problema di connessione, l'abbiamo risolto, ripartiamo. Adesso siamo in Ethernet, che dovrebbe aiutarci parecchio con la connessione, cioè con la fluidità, e infatti sì. Olivera, attenzione Olivera, Zielinski entra in area, Zielinski voleva tirare veramente, ma non fa niente. Di Lorenzo recupera palla, Anghissà, si gira Osimhen, prova ad andare dentro da Zielinski, niente da fare, attenzione a Rachmani, Meret, Di Lorenzo, Anghissà, Lobotka, allarga per il Ciuchilo Zano che prova a scappare, niente da fare. Adesso l'avversario giustamente si è messo in pausa, eppure non ha ragione. Per il momento potrebbe finire anche 0-0, dato che sostanzialmente ci basta il pareggio per superare la prima sfida dell'Unlimited e dell'evento Unlimited. D'altronde per il momento il nostro avversario ci si sta praticamente vendicando, perché diciamo l'ho fatto stare fermo quasi 2 minuti dato che ho cambiato connessione, ma non fa niente. Noi ci guardiamo un attimo l'Europa League che sta facendo, sembra tutto invariato ancora per il momento, non che ci interessi particolarmente, però tanto ripartiamo. Di Lorenzo, Lobotka, attenzione, Lozano prova il cross e guadagniamo calcio d'angolo e possiamo provare ad utilizzare il nostro schema, il nostro fantastico schema. Attenzione, andiamo da Anghissà che prova a prolungare, niente da fare. Attenzione, la palla arriva nei pressi di Kim che la tiene in campo, incredibile. Meret, un po' di brivido, palla per Kim per Giannino Di Lorenzo, Lobotka subito per Zielinski, data dentro per Osimhen che allarga per Kvaratskhelia che si allunga un po' la palla, attenzione, rimaniamo lì. Olivera, Zielinski si fa rubare palla al limite dell'area, proviamo a pressare. Kim, Di Lorenzo vede per Lozano che perde palla e poi ci regalano un calcio d'angolo. Bene così, avanti Napoli, ci regalano un calcio d'angolo, ancora meno di pausa.
Sì. Mamma mia, mamma mia. Ok, Il loro secondo gol ce nel l'abbiamo match. fatta. Ancora nessuno per i rivali. Zielinski prova ad andare da Osimhen. Attenzione, Osimhen prova a fare la sponda di Lorenzo fuori. Proviamo a rimetterla dentro, niente da fare. Lobotka, proviamo a tenerla lì e fallo su Olivera. Ci permette di guadagnare un calcio di punizione al limite. Si vede un po' la mancanza Impossibile calciare da posizione dopo migliore. tanto tempo, Attenzione Kvaratskhelia. Parte Tiro. Kvaratskhelia. Esito sfortunato, ma Peccato, spaventato di da poco poco gli fuori. avversari. Di poco fuori. Meret. Attenzione Zielinski, prova a contrastare, prende palla Lobotka che vede partire Kvaratskhelia in profondità, si ferma Kvara, dribbling e tunnel di Kvara e calcio di punizione. Lobotka, attenzione Kvaratskhelia, vede Osimhen, dentro per Di Lorenzo, palla per Lozano, il cross in mezzo, c'è Osimhen! Victor Osimhen! Prima rete per il Napoli. Niente da fare per la difesa, che ha provato in tutti i modi ad arginarlo, senza successo però. Che giocatore! Gli avversari non lo lasciavano respirare, ma lui se li è mangiati. Ha dimostrato classe e ottima forma fisica. Ha segnato al 22esimo minuto numero 9. Ok, ha dato messaggio al volo, loro battono. Intanto ragazzi 1-0. Bene, così ci siamo messi in discesa per il momento. Mamma mia, ha rotto il cazzo mia mamma. Prendiamo gol. Meno male. Meret, Anghissa, Lozano, Di Lorenzo, palla di ritorno per Lozano, abbiamo rischiato grosso prima. Anghissa, Lozano, se ne va il Ciuchi, Lozano la mette dentro per Osimhen, palla lunga, incredibile. Che errore ragazzi, che errore del Ciuchi. Poi Kvaratskhelia dentro, Zielinski fa scippare palla. Proviamo a ripiegare, attenzione, riparte Bernardo Silva, ma Kim prende palla. Di Lorenzo, Lobotka, Anghissa, allarga per il Ciuchi Lozano. Di Lorenzo per Anghissa, ancora per il Ciuchi Lozano. Ho provato un paio di triangoli ma non ci sono riuscito, niente da fare. Olivera prova a contrastare, attenzione a Bernardo Silva, Olivera, favoloso Olivera. Lobotka, mamma mia, palla sanguinosa, ma riusciamo a ripartire. Attenzione Osimhen, anticipato da Upamecano. Attenzione Olivera, se ne va Olivera, bravissimo Olivera dentro per Anghissa, fermato, poi recupera palla Anghissa, dentro per Osimhen, prova il dribbling. Attenzione, un po' di confusione queste ultime fasi. Lobotka ancora per Anghissa, Di Lorenzo, Anghissa, recupera un po' palla, incredibile, grandissima palla ancora per il Ciuchi Lozano, la cross in mezzo, c'è Zielinski e la rete incredibile. E raddoppiamo con un favoloso autogol, per noi favoloso, per Caressa è clamoroso ma per noi è favoloso. Grande autogol, 2-0, bene così, avanti Napoli ragazzi. E la prima sfida sta andando liscia. È difficile prevedere situazioni del genere a certi livelli, ma più della forma conta la sostanza. La prima partita per il momento pare sta andando liscia. Loro si sono messi tra l'altro totale attacco. Grande Kim, Di Lorenzo, rischia Giannino su Neymar, attenzione, prova ad andare a chiudere Giannino su Neymar, dribbling di Neymar, mette in mezzo Kim, poi Osimhen recupera palla ancora Kim, Lobotka, la da Kvaratskhelia che prova il dribbling, viene fermato Kvara purtroppo.
Attenzione Olivera, Giannino, Meret, rilancio. Osimhen svetta e finisce il primo tempo. Bene così, raga, 2-0 primo tempo. Abbiamo praticamente giocato solo noi, loro non hanno mai tirato in porto. Punteggio penso anche giusto e siamo ottimo, in linea per la prima sfida. Lobotka. Attenzione Zielinski, si ferma Zielu, parla per Olivera, provano a pressare, cerchiamo di far girare la palla e non le palle. Attenzione Anghissà, bravissimo Anghissà per Giannino Di Lorenzo, che a questo punto allarga per Ciuchi Lozano, che prova a metterla in mezzo un po' troppo su Courtois e niente da fare. Olivera prova a contrastare, non arriva in tempo. Attenzione, riparte il Napoli, avversario Bernardo Silva, Rachmani, fantastico Rachmani. Kvaratskhelia fermato, non riesce ad accendersi Kvara stasera. Zielinski, cambio di gioco per Lozano, la mette a terra Anghissà. Di Lorenzo, Kim, Anghissà, brivido, Lobotka, Osimhen, attenzione, Zielinski prova a ridarla ad Osimhen. Upamecano ci mette una pezza. Attenzione Courtois, Kim, recuperiamo palla alla grande. Zielu, palla per Osimhen, la palla non arriva a destinazione, recuperiamo subito ancora con Olivera, però continuiamo a sbagliare nell'impostazione. Attenzione Lobotka, deve recuperare, ci riesce. Meret per Rachmani, allarghiamo per Olivera, Zielinski, Kvaratskhelia, se ne va Kvaratskhelia, dentro per Osimhen, vede ancora Kvaratskhelia nell'1-2, attenzione Kvaratskhelia, qui c'è Kvaratskhelia all'incrocio dei pali, 3-0, bene così, avanti Napoli, bene così, avanti Napoli. Partita in cassaforte grazie a Kvicha Kvaratskhelia nell'1-2 con Osimhen. Attenzione qui, Kim ha chiuso ma riperdiamo subito palla, ma c'è Giannino su Neymar e poi follia di Kim, attenzione follia di Kim. Meret, grandissimo Meret. Zielinski, attenzione per Kvaratskhelia, dribbling di Kvara, se ne va Kvara, fermato, recupera palla ancora lui, Lobotka, ancora Kvara, prova a cambiare verso Lozano, un po' pretenzioso questo cambio gioco ma va bene così. Riparte, rilancia Courtois per loro, attenzione, grande Olivera, Zielinski si ferma per Kvaratskhelia. Perde palla Zielu, provano a ripartire, dobbiamo solo gestire in realtà ragazzi. Olivera, Zielinski, prova a darla a Kvara, fallo laterale e intanto ci fermiamo. Volevo fare qualche sostituzione, non so quanto tempo ho, in realtà probabilmente pochissimo, 20 secondi. Ok, vediamo chi c'ho, c'ho il Ciolito, lo metto con posto di... sì, ma sì dai, una massima somma dai, ok. Abbiamo anche il Raspadori. Tolgo Osimhen, dai, tolgo Osimhen. Ok, per Raspadori e non posso fare nient'altro. Ok, quindi abbiamo messo il Ciolito e il Raspadori in campo al posto di Osimhen e il Ciuchi Lozano. Purtroppo volevo fare qualche altra cosa ma chiaramente ho avuto poco tempo perché l'ho sprecato tutto prima per cambiare connessione. Ok, tendiamo l'avversario. Sostituzione per il Napoli. Bene così. Attenzione Olivera per Kvaratskhelia che la ridà Kvara, sbaglia. Tanto palo di Paquetá. Palo del West Ham. Attenzione, mi sono distratto, sono un cretino, ma Olivera, Giancarlo Olivera, per me Giancarlo Olivera. Zielinski, Lobotka, prova ad andarsene Anghissà, Ciolito, prova ad appoggiare, non ci riesce.
Attenzione Kim, Rachmani, follia e prendiamo gol. A 15 dalla fine per una follia. Aggressività e verticalizzazione. Può sembrare semplice, ma riuscire a fare tutto con i tempi giusti Ciolito. è sintomo di grande Abbiamo preso gol da condizione Romario. fisica e preparazione tattica. Attenzione che qui provano ad attaccare, non dobbiamo fare follie. Lobotka, bravissimo Anghissà. Per Di Lorenzo che allarga per Raspadori, prova a ridargliela, non ci riesce. Attenzione, Zielinski, recupera palla Zielinski al centrocampo, prova ad andarsene Zielo, attenzione. Dentro Zielo, se ne va Zielo, se ne va Zielo. Dentro per il Ciolito. Stiamo un po' soffrendo in questo momento. Di Lorenzo ci mette una pezza insieme al Lobottico d'Olivera e poi Zielinski la dà questa volta a Kvaratskhelia che se ne va. Kvaratskhelia, la cross in mezzo, c'è il Ciolito che stava arrivando, attenzione Raspadori. Spettacolo. Spettacolare gol di Giacomino Raspadori, ragazzi. Spettacolare gol di Giacomino Raspadori. Ci fa vedere anche il replay giustamente, meglio perché è un gol davvero spaventosamente bello. Palo gol di Giacomino Raspadori. 4-1. Rimettiamo la partita totalmente in cassaforte, non che ci fosse il pericolo di non superare la sfida, ma insomma vincere fa sempre piacere. Intanto provano giustamente ad attaccare, ma Kim recupera, Anghissà, Zielinski allarga per Kvaratskhelia, se ne va Kvara, recuperato da Aspilicueta. Poi Lobotka recupera palla, Kvaratskhelia, Simeone per Anghissà che rivede Simeone, ma la palla non filtra. Bernardo Silva allarga il gioco a destra. Attenzione Kim, recuperiamo palla. Lobotka per Zielinski, Olivera fermato sul più bello, Giacomino Olivera. Provano ad attaccare, attenzione Rachmani, Lobotka si fa superare da Sané, ma Kim recupera palla e poi ancora Lobotka. Zielinski, Simeone, Anghissà allarga per Kvaratskhelia, dribbling di Kvara e si ferma un po' troppo. Zielinski recupera palla e finisce qui. Partita vinta 4-1, ci bastava un pareggio, ci portiamo a casa la vittoria, anche molto meritata, e quindi ci portiamo a casa la prima sfida dell'Unlimited per andarci a conquistare le nostre 50 monete.